figo, ma che papà è Lello Pica? Te lo dovrei far dire da mia moglie, guarda, perché poi se non lo direi io, dice, vabbè, questo si sta andando su questo. Però io cerco di essere un padre ideale per il mio figlio, ma un marito ideale per mia moglie. Ma ce l'ho detto anche prima, durante la settimana. Sì. La prima giornata libera, il fine settimana si dedica Alla famiglia, hai capito? E in casa che tipo sei? Sei un tipo, diciamo, allegro, quel tipo che devi vedere solo partite, noioso? No. Amo molto guardare i cartoni con mio figlio. Ah, Ecco, ti chiedo una ragazza, tu quando c'hai bambini che c'è un bambino. no, è vero, sì. Peppa Pig, i cartoni Masci Orso. Mi sono proprio documentato per quanto riguarda queste. Poi giustamente uno vuole per i figli il bene e tu gli vuoi dare il meglio, allora li accontenti sempre, anche se è sbagliato, però i figli uno li vuole accontentare. È vero. Faresti fare il cantante a tuo figlio? Mai, guarda. Perché? Non esiste, anche se lui è uno che gli piace stare al pianoforte, nonostante che ha 2 anni, gli piace cantare, infatti a 2 anni tutto l'arrivo nasce, neanche se muove un tasto. Mio figlio aveva 5 mesi, io quando mi sedevo al piano per comporre qualche pezzo, lui arrivava, giustamente, gridava, piangeva che voleva venire al piano e doveva strimperlare suonare, giustamente, il piano con i tasti pesati, altre cose. Cioè, un bambino di 5 mesi, vedere suonare il piano così forte, però certo. tutto gli farei fare nella vita tranne il cantante. Vabbè, papà. Io gliel'ho detto, ho detto tu a papà puoi fare quello che vuoi, ma il cantante te lo proibisco. Senti, quanti figli vorresti ancora? Io sono propenso per 2. Per 2? Sì. Se poi arrivano 3, io vuoi tanto. No. Vabbè, perché poi proprio 2, non... Una famiglia numerosa. Bellissima la famiglia numerosa. Io sono uno che guarda in faccia alla realtà. La realtà di oggi è avere figli non è un problema. No. Crescerli neanche, ma è il loro futuro che è molto diverso. Sì, è vero. Allora, se avere tanti figli e poi loro dovranno soffrire per avere un futuro, oppure dovranno andare via, meglio averlo poco, che tu per esempio hai la possibilità di aiutarli fino a quando puoi aiutarli giustamente, e poi tutto il resto viene da sé. E poi come si fa a pensare una volta quelle famiglie 10-12 figli? Allora, io sono entrato in una famiglia dove oggi si raggiunge e condivido pienamente con lui sì, è vero. il futuro, domani mattina i problemi, lui dice io posso darli a mangiare fin quando abbiamo i genitori dietro stiamo al coperto. Allora, io sono uno che è cresciuto, mi sono fatto da me, anche avendo la famiglia alle spalle, però comunque mio padre mi ha insegnato nella vita nessuno ti dà niente se tu non dai, è vero. Allora tutto quello che ho dato ho ricevuto. Oggi io mi sono creato una famiglia, cresco mio figlio, do a vivere la mia moglie, poi io sono uno di quelli che odio vedere la donna lavorare, anche se la donna oggi vuole stare a pari merito con l'uomo. Però io non riesco a entrare in quell'ottica di dire mia moglie deve andare a lavorare. Sono io che voglio vivere tipo da bambone, ma far sì che lei sia a casa e cura la casa. Mamma mia.